È tempo di derby al Pala Tedeschi per la 20ª giornata in Serie A. Si affrontano due squadre che vivono due momenti totalmente opposti. Il GG Teamwear Benevento 5 arriva da 6 sconfitte consecutive, cerca un risultato importante per restare agganciato al treno salvezza. Il Napoli invece arriva da 17 risultati utili consecutivi. La squadra di Collini la scorsa settimana ha anche agguantato la vetta della classifica. Buonasera, siamo in diretta sul canale YouTube della divisione. Le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Andiamo alla lettura delle formazioni con entrambe le compagini, con delle assenze importanti. Partiamo dalla GG Teamwear Benevento 5, che deve rinunciare per squalifica a Bolognino ed Arbonio e schiera col numero 3 Iosema, numero 6 De Crescenzo, numero 9 Fabigno, 10 Titon, 11 Parrella, 12 Ielmi, 20 Guerra, 21 Pastore, 22 Marchesano, 32 Ciullo, 77 Colletta, 93 Lolo Suazo. A disposizione del tecnico Fausto Scarpitti. Risponde il Napoli Futsal, che deve rinunciare a Javier Salas squalificato e a De Gennaro, e va col numero 2 Pellezzigno, numero 6 Perugino che è il capitano, 7 De Luca, 8 Guillermao, 9 Borruto, 12 Bellobuono, 15 Van der Salas, 19 Focosi, 23 Vava, 24 Bolo, 30 Chianese, 99 Crisci. A disposizione del tecnico Fulvio Colini. Il primo arbitro Nicola Lacrimini della sezione di Città di Castello, il secondo arbitro Mattia Landi della sezione di Prato. Il crono sarà diretto da Antonio Nappo della sezione di Ercolano. Turno infrasettimanale nella massima serie per un febbraio senza soste. Foto di rito per il Benevento, foto di rito ora per il Napoli Futsal, che come abbiamo detto ha agguantato la vetta della classifica in virtù degli ultimi risultati nella 19ª giornata, con la squadra di Colini che ha battuto nel derby la Sala Consilina e quindi ha scavalcato la Fel di Eboli, che ha perso sul campo del Manfredonia al Pala Scaloria, con quindi partenopei che ora sono in vetta tutta la Serie A quest'oggi in campo. Andiamo alla lettura dei due quintetti, con il Benevento che va con Ielmi tra i pali, Iosema, Lolo Suazo, Titon e Fabigno a completare lo starting five di Fausto Scarpitti. Benevento un po' sfortunato, impreciso sotto porta, che però ha registrato ben 6 sconfitte consecutive dopo la vittoria qui al Pala Tedeschi, proprio in un infrasettimanale contro lo Sporting Sala Consilina di rimonta. Collini risponde con Bellobuono, Perugino, Bolo, Pellezzigno e Guillermao, uno dei nuovi volti della formazione partenopea, arrivato nella sessione invernale di mercato. Tutto pronto, si attende solo il fischio da parte di Lacrimini. Benevento da sinistra verso destra con la maglia giallorossa e il Napoli in maglia nera da destra verso sinistra. Arriva il fischio, parte la gara con il primo possesso del Benevento. Lolo Suazo, Iosema pressato da Guillermao, serve Ielmi, piattone destro alla ricerca di Fabigno, passaggio sbagliato, si ripartirà con una rimessa in favore del Napoli. Perugino, Pellezzigno, Bolo, ancora per Pellezzigno che sbaglia l'appoggio per Perugino, ma non riesce a ripartire Titon. Occhio a Bolo che poi sbaglia il passaggio per Perugino, giocata qui di Lolo Suazo che va via ancora il 93, l'assist per il destro di Titon e poi il mancino di Iosema. Prima la parata di Bellobuono, poi il sinistro dello spagnolo termina alto sopra la traversa. Prima grande occasione per il Benevento, che ci ha provato con la conclusione di Titon, con un passaggio un po' arretrato di Lolo Suazo. Bravo Bellobuono nella respinta, ci ha provato poi Iosema di prima intenzione, non inquadrando però lo specchio della porta, e riparte il Napoli con Pellezzigno. Napoli che ha rinunciato a Giappa Duarte, che va in tribuna, era uno dei diffidati, mentre Scarpitti invece deve rinunciare ancora a Jonas, che ha qualche problemino fisico. Ovviamente oltre ai già citati squalificati. Pellezzigno, Perugino, Bolo in buca per Guillermao, spalle la porta, Guillermao si presenta così 1-0 dopo 1 minuto e 2 secondi
la terza rete di Guillermao con la maglia del Napoli, è una gemma. Si gira e brucia Yelmi per il vantaggio partenopeo qui al Palatedeschi. Gol bellissimo di Guillermao che si gira e spacca la porta. Lolo Suazo. Yelmi deve affrettare il rinvio, Guillermao anticipa Josema, poi giocata del numero 8 che serve bello buono pronto al lancio, che arriva, colpo di testa di Pelizigno che però non tiene la palla in campo. Quindi sarà rimessa. È sbloccato già il punteggio qui al Palatedeschi con la rete di Guillermao. Lolo Suazo cerca Fabinho che lotta con Perugino che lo ferma. Ultimo tocco del capitano partenopeo, rimessa per il Benevento. Fabinho. Lolo Suazo. Titon. Si accentra. Va via Lolo Suazo a Pelezigno che calcia poi il 93, la tiene, bello buono. Pelezigno 1-2 con Bolo, ancora Bolo. Guillermao col tacco il numero 8, serve Pelezigno che lotta con Lolo Suazo, la sfera arriva a Bolo che lascia scorrere saggiamente perché l'ultimo tocco è stato dello spagnolo del Benevento, rimessa per la squadra di Colini. Bolo in buca per Guillermao, questa volta Josema anticipa il brasiliano. Pelezigno va a duellare con Lolo Suazo, gioco di gambe del numero 2. Ancora Bolo. Guillermao si gira ancora e fa 2-0. Ancora Guillermao. Partenza clamorosa del numero 8 che realizza 2 gol in 1 minuto e mezzo. Time out immediato per Scarpitti, rivediamo l'imbucata di Bolo. Ancora Guillermao che vince il duello con Josema e trafigge nuovamente Yelmi. Gol numero 4 per Guillermao con la maglia azzurra quest'oggi nera, e quindi dopo 2 minuti e 34 secondi il Napoli è già avanti 2-0 sulla Benevento con 2 giocatone di Guillermao che non ha bisogno di alcuna presentazione. Rivediamo nel replay della regia prima la doppia occasione per il Benevento e poi è arrivata la doppietta dell'ex giocatore della Feldieboli. Si riparte. Josema. Lolo Suazo. Ancora il 93. La palla è per Fabinho. Sempre Lolo Suazo. Francobollato da Pelizigno. Non c'è fallo, Josema. Lolo Suazo. Titon. Lolo Suazo. Josema. Ancora Lolo. Josema in buca per Fabinho. Torna all'indietro da Yelmi. Fabinho. Josema. Ancora il numero 3.
che riesce a servire in qualche modo Fabinho, che lascia Titon, che salta a Bolo, va via il numero 10, tiene la palla in campo, Titon serve Fabinho che non calcia ancora, Titon se la porta sul mancino, perde l'attimo e ricomincia da Josema e quindi Lolo Suazo ci prova, la tiene in due tempi Yuri Bellobuono. Intanto fa il suo ingresso in campo Titi Borruto, rientrato dalla squalifica, saltato il derby contro il Sala Consilina, entrato anche Max De Luca. Perugino, De Luca, ancora il numero 7, De Luca, Perugino, De Luca, Salas, Vander, Borruto, passaggio arretrato, non si intende col numero 15, deve correre Perugino che evita la rimessa laterale e fa ripartire la manovra partenopea. Borruto. Rientra Lucas Bolo al posto del capitano del Napoli. Van der Salas si gira ancora, il numero 15 va via, carica il destro, tiro smorzato, la tiene Yelmi. Sta molto soffrendo questa giocata il Benevento. Lolo Suazo, salta Bolo, fermato da Van der Salas, anzi era Titon. Lolo Suazo, scucchiaia per Josema che corre, Bellobuono in vantaggio, recupera e spazza via. Arrivano anche i primi cambi per la Scarpitti, entrano De Crescenzo e Guerra al posto di Fabinho e Lolo Suazo. De Crescenzo, Josema tenta la giocata, palla che passa ma Bolo in vantaggio, serve Bellobuono che di prima va da Salas. Lucas Bolo, ancora Van der Salas. Di Luca, Salas, duella con Titon, torna da Bolo. De Luca, Borruto, Bolo, Salas, De Luca, Salas. A gira il palla il Napoli, giocata qui di Salas che salta a De Crescenzo, poi rientra sul destro, riparte da Bolo. Borruto. Salas questa volta non riesce a girarsi su Guerra, si riparte da Yelmi. Titon, si fa vedere Guerra tra le linee, alla fine viene servito Josema. De Crescenzo, capitano del Benevento, in assenza di Arbonio squalificato, ammonito nella gara persa dal Benevento venerdì ad Orte contro l'Activ per 2-1. Doppietta di Cesaroni e poi il gol a 7 secondi dalla fine di De Crescenzo che ha corretto in rete una conclusione di Fabinho. Tanto qui sbaglia De Crescenzo che si trascina la palla fuori. Borruto perde il contatto visivo con la sfera, si rigira subito il numero 9 De Luca. Bellobuono pronto al lancio, che arriva, sbagliato, non riesce a servire Salas. Titon, Colletta, ex di turno in prestito dal Napoli al Benevento. Sfugge via Titon che entra in area di rigore, palla al centro, non impatta la sfera Colletta. Occasione per la squadra di Scarpitti di accorciare le distanze. Tutto nasce da un'incursione da parte di Titon che ne ha saltati due. Palla al centro, Colletta non è riuscito nella tap-in, ci è arrivato con quell'attimo di ritardo. Si rialza subito Guillermao per Colini. È rientrato Lolo Suazo al posto di Titon. Va. Borruto fa correre il numero 23 che non tiene la palla in campo, rimessa Benevento, 12:48 da giocare, 2-0 per il Napoli grazie alla doppietta ad inizio gara di Guillermao. Lolo Suazo,
Colletta vuole far correre De Crescenzo, passaggio lungo di Colletta. Febbraio dai tanti impegni, fine settimana si torna ancora in campo per la 21esima giornata, poi il campionato servirà un turno di riposo per l'impegno della nazionale di Samperi che affronterà il Malta, gara valida per il main round di qualificazione agli europei. Intanto Lolo Suazo non riesce a calciare per il doppio impegno della nazionale di Samperi. Si tornerà poi in campo a metà marzo, prima delle finals di Iesi, dove il Napoli, detentrice del titolo, squadra di Colini, l'anno scorso il trionfo a Policoro. Colletta ci prova col destro, trova la deviazione di Van der Salas. Napoli che venerdì affronterà il Pomezia, che sta vivendo un grande momento di forma. Oggi ha anche battuto il Petrarca. Benevento invece che sarà di scena a Treviso contro la Came. Intanto l'angolo di Lolo Suazo, la deviazione di Salas, palla sul fondo, ancora calcio d'angolo per la squadra di casa che ci sta provando a rientrare in partita. Lolo Suazo, palla fuori per Colletta che la mette giù, vuole calciare, lo fa, ma addosso a Vavà. L'ultimo tocco è stato di Colletta nel rimpallo e quindi la rimessa è del Napoli. Borruto, De Luca, ancora Borruto, Van der Salas, Borruto addosso a Guerra, palla che scivola via, rimessa ancora per la squadra ospite. 11:49 da giocare, 0-2 qui al Pala Tedeschi. Va De Luca, Borruto di prima intenzione per Guillermao che questa volta sbaglia l'aggancio. Lolo Suazo fa correre Colletta che vuole rientrare sul destro, legge tutto Vavà che di testa la mette fuori. Lolo Suazo, Colletta che ha saltato gli ultimi due turni. Intanto la palla passa, poi Vavà riesce a mettere una pezza, resta a terra Colletta. Non c'è stato il tocco di Vavà per ultimo e quindi sarà rimessa per bello buono con Vavà che ora si sta, scusate, con Colletta che ora si sta rialzando. Rivediamo il lancio di Lolo Suazo. Tanto time out per Fulvio Colini. Indicazioni dei due allenatori. Intanto rivediamo l'ultimo tocco di Colletta che poi è stato colpito in maniera involontaria da Vavà. 11:13 da giocare. Riparte il gioco. Borruto, quella che passa e torna a Vavà, fronteggiato da Lolo Suazo che lo ferma, ma la rimessa è per il Napoli.
Borruto. Va. De Luca. Va. De Luca. Borruto. Guillermao. Arriva il fallo di Josema, il primo fallo del match. Cenno d'intesa tra Guillermao e Josema. Josema che sta avendo qualche grattacapo di troppo con Guillermao, che è partito a razzo in questa gara. Borruto, Bolo, ancora Borruto. De Luca. Bolo. De Luca. Bolo. Guillermao fa correre De Luca che passa. L'assist per Guillermao. Yelmi gli nega la tripletta. È riuscito comunque De Luca con un guizzo a chiudere l'1-2. Rivediamo. Non ha calciato benissimo questa volta Guillermao. Bravo Yelmi ad evitare lo 0-3. Calcio d'angolo per il Napoli. Mette fuori Josema. Borruto ci pensa. Poi calcia addosso a Colletta. Bolo. Bello buono. Borruto. De Luca. Borruto di prima. Ultimo tocco di Josema che è riuscito ad anticipare Guillermao. Rientra in campo Titon al posto di Colletta. Pelezigno. Guillermao. Spalle alla porta. Serve Bolo. E poi Pelezigno. Borruto. Pelezigno. Bolo. Pelezigno. Bolo. Borruto. Ancora Bolo. Pelezigno. Di prima Borruto che ha visto Yelmi fuori dai pali. La tiene il portiere del Benevento. Genialata di Borruto. Tiro non troppo forte. Tanto arriva il fallo di Pelezigno su Lolo Suazo. Lolo Suazo. Josema. Titon. Ancora Lolo. Josema. Lolo Suazo. Cerca e trova Fabinho. Spalle alla porta. Torna da Josema. Si crea un po' di spazio. Calcia col mancino. Rimpallo favorevole. Poi Bolo. Senza badare allo spettacolo. Spazza fuori. Rimessa Benevento in zona d'attacco. 8:52 da giocare. Lolo Suazo. Josema perde il contatto con la sfera. Riparte Guillermao. La recupera Titon per un momento. Poi Bolo. Fermato Guillermao. Con Titon che è riuscito prima a frenare la corsa del numero 8 e ora ad anticiparlo. Pelezigno un po' di spazio, calcia col destro e palla in buca d'angolo per lo 0-3 del Napoli con la rete di Pelezigno che fa 7 in campionato. Troppo spazio per il numero 2 che ha preso la mira e ha battuto Yelmi. Rivediamo, nessuna pressione su Pelezigno che prende la mira e batte Yelmi. Power play subito per Scarpitti. C'è De Crescenzo con la maglia del portiere di movimento. E quindi cambia subito Colini che rimette in campo Babà, De Luca e Borruto per difendere questa azione. Qui Titon viene rimontato per un secondo da Bolo. Lolo Suazo, De Crescenzo. Lolo Suazo. Titon.
Titon, Lolo Suazo a spazio, bello buono, respinge, poi ci prova Vavà, palla che gira ma sul fondo, rimessa per il Benevento che ci sta provando comunque con orgoglio, con il Napoli già avanti 3-0 dopo 12 minuti. Josema, Titon, Josema, Lolo Suazo, Josema, Titon, Lolo Suazo ancora, cerca spazi, 93, in orizzontale da Fabinho che è uscito fuori a giocare la palla, De Crescenzo, Fabinho, si salva Borruto che poi calcia, palla fuori, rimessa laterale, ottima trama però del Benevento in questa circostanza, rivediamo un Fabinho che non è riuscito a dar forza al pallone e quindi riparte Lolo Suazo. Josema, Titon, Josema, Lolo Suazo, Josema, Titon, ancora Josema, carica il destro e poi serve Lolo Suazo. Fabinho, calcia Lolo Suazo, addosso a Vavà, poi Lolo Suazo alza un campanile ma la palla termina fuori, rimessa per il Napoli, rientra Yelmi. Doppio cambio anche per Colini, rientrano, anzi triplo cambio, rientrano Perugino, Guillermao e Van der Salas, solo Bolo resta in campo, chiaro il leitmotiv della gara in questo momento. Intanto qui doppio passo di Guillermao e poi perde la sfera, attenzione a Titon che scappa via, Titon bello buono, la tiene, poi Fabinho colpisce bello buono, cartellino rosso per il numero 9 del Benevento con bello buono che resta a terra. Non ci ha pensato due volte Landi, si rialza bello buono. Chiara la mimica dell'arbitro, punita l'entrata di Fabinho, cino d'intesa con Bellobuono. Rivediamo il tutto, la giocata qui di Titon, la parata di Bellobuono, poi gamba molto molto alta di Fabinho, l'arbitro era lì, cartellino rosso, piove sul bagnato in casa Benevento. Uno in più per il Napoli a 6:42 dal riposo. Borruto, 4 contro 3, Napoli attacca con Borruto, Bolo, Van der Salas e De Luca. Benevento con l'uomo in meno che difende con De Crescenzo, Josema e Colletta. Borruto, Van der Salas, Borruto, Bolo, Borruto. Palla che passa, De Luca perde l'attimo ma riesce comunque a servire Bolo. Giocata di Bolo, alto il destro del giocatore argentino del Napoli, anzi il sinistro di Bolo, messa a calcio d'angolo, c'è stata una deviazione, occhio a Borruto che calcia col sinistro, Yelmi sul primo palo dice di no, Napoli che resta lì in proiezione offensiva. Bolo, Borruto, anzi Bolo, De Luca, Bolo, Borruto, carica il destro, Borruto, destro smorzato da Colletta, ancora calcio d'angolo. Borruto, Bolo e il gol di Van der Salas che sbuca sul secondo palo e cala il poker il Napoli
con la rete del numero 15 che sale a 9 in campionato, a 5,43 e 4-0 al Palatedeschi. Rivediamo l'assist di Bolo per la rete di Van der Salas, rientra De Crescenzo come power play. Beneventura senza anche Fabinho. Josema, Lolo Suazo, Josema, Lolo Suazo, Guerra, Lolo Suazo, Josema, Lolo Suazo, Josema, calcia addosso a De Luca. Palla che esce ora, rimessa a Benevento. Lolo Suazo. Ancora il 93, intercetta Van der Salas che vuole chiudere l'1-2 con De Luca, perde palla il numero 7, fallo di Guerra su De Luca. Calcio di punizione per il Napoli a 4,46 da giocare. Guillermao, passaggio intercettato. Tenta la giocata, Vava che salta Guerra ma si trascina la palla fuori. Quindi rientra De Crescenzo per il 5-4 di Scarpitti. Josema, Lolo Suazo, Josema, ancora Lolo, Josema, Titon, Lolo Suazo, Josema, Guerra, Titon. Bello buono sul primo palo. Attento, calcio d'angolo. Guerra. Josema. Lolo Suazo sbaglia tutto lo spagnolo e rientra velocemente Yelmi al posto di De Crescenzo. Ovviamente anche con i cambi del Napoli che quando al possesso mette Guillermao insieme a Van der Salas. Rientra Vava al posto di Van der Salas e rientra De Luca in luogo di Guillermao per difendere il power play del Benevento. Lolo Suazo, Titon, Lolo Suazo, Josema, Titon non riesce a calciare, ci prova Perugino, la palla gira, la termina fuori. Occasione per il capitano del Napoli a segno nella gara di andata, finita 4-0 in favore dei partenopei. Lolo Suazo, Josema, Guerra, Lolo Suazo, ancora Josema, Titon, passaggio intercettato, occhio che la palla sta per entrare in porta. Josema riesce con un guizzo ad evitare lo 0-5, credo di De Luca, era riuscito ad intercettare il passaggio dello spagnolo. L'ex Sandrabate è riuscito in estirada, rivediamo, con un grande scatto proprio sul filo del rasoio. Lolo Suazo,
Josema, Lolo Suazo. Lolo Suazo ancora. Titon, Lolo Suazo, decrescenza un po' di spazio. Bello buono subito. Esce e lo firma. Josema. Lolo Suazo. Titon. Lolo Suazo. Josema. Titon, anzi Lolo Suazo. Ora Josema. Ancora il 93 in possesso. Guerra. Lolo Suazo. Josema. Titon. Josema. Lolo Suazo. Ancora male col sinistro da quella posizione. Ultimi 124 secondi di questo primo tempo, con il Napoli avanti 4-0 sul Benevento grazie alla doppietta di Guillermao in apertura. Attenzione a Titon, ancora bello buono a dire di no. È arrivato il 3-0 di Pellegrino, il 4-0 di Van der Salas con l'uomo in più dopo l'espulsione di Fabinho. Lolo Suazo avanza 93. Josema, Colletta, ancora Lolo, ci prova ancora il 93 che calcia ancora male, palla alta. Gran giocata qui di Gabriel Focosi, appena entrato in campo Guillermao. Volo per Gabriel, non ci arriva il 19 e quindi palla tra le braccia di Yelmi. Lolo Suazo, Colletta, ancora Lolo, Titon, non può giocare la Yelmi che lascia scorrere. Calcio d'angolo per il Napoli. Bolo, Salas, Bolo, Guillermao, lascia Gabriele che calcia col mancino, la palla ancora in campo, poi esce in un secondo momento. Altra rimessa per la squadra di Colini che sta gestendo l'ampio vantaggio già maturato in questi primi 19 minuti e 30 secondi. Salas, Josemi in anticipo, ma la palla arriva dalle parti di Bellobuono che lascia scorrere, rimessa a Napoli come gli sgoccioli di questo primo tempo. Guillermao, Bolo, Salas, in anticipo qui Lolo Suazo che riparte, mancano 12 secondi, la palla per Colletta, bello buono, la tiene e lancia subito Salas. Siamo già dalla parte opposta, Guillermao calcia, deviazione di Josema a 2 secondi dal termine, prima l'occasione per Colletta, poi quella per Guillermao che vuole trovare la sua prima tripletta con la maglia del Napoli dopo aver fatto la sua prima doppietta. Lolo Suazo calcia sul fondo ma non c'è più tempo, finisce qui la prima frazione di gioco, Napoli avanti 4-0
sul Benevento grazie alla doppietta di Guillermao e alle reti di Pelezigno e Van der Salas. Noi ci prendiamo una pausa e ci risentiamo tra poco, sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione, qui dal Palatedeschi.
Le squadre sono rientrate in campo, si ripartirà dal 4-0 in favore del Napoli, maturato nei primi 20 minuti grazie alla doppietta di Guillermao, alle reti di Pellegrino e Van der Salas. La rete di Van der Salas è arrivato con l'uomo in più per il Napoli dopo l'espulsione diretta di Fabinho per l'intervento su Bello Buono. Siamo in attesa del fischio di inizio di questo secondo tempo. Si riparte, il tocco di Guillermao per Perugino. Pellegrino, Guillermao, Pellegrino. Sterzata di Guillermao, ci prova Pellegrino, riparte Titon. Sfugge via il numero 10 che salta tutti. Bello Buono lo ferma in qualche modo, occasione Benevento. Perugino. Pellegrino in avanti col destro, palla dalle parti di Yelmi. Josema. Lolo Suazo. Guerra sbaglia il controllo, ci prova Bolo che fa 5-0. Sul recupero palla di Pellegrino, l'argentino freddissimo davanti a Yelmi e firma lo 0-5 con l'ottava rete in campionato per Lucas Bolo. Rivediamo, passaggio di Lolo Suazo, sbaglia il controllo Guerra, attacco di Pellegrino, Bolo freddissimo davanti a Yelmi con il mancino, palla sotto la traversa per la cinquina del Napoli dopo 45 secondi. La squadra di Colini aumenta lo score, ora è Colletta con la maglia del portiere di movimento per Scarpitti. Sbaglia qui Titon, anzi poi la palla passa a Lolo Suazo, Murato. Sbagliato l'uscita a Borruto, passaggio molto pericoloso quello di Titon. Lolo Suazo, Titon, Josema, Colletta, Josema. Ancora Josema. Josema, Lolo Suazo. Josema, Titon. Lolo. Colletta. Josema. Possesso prolungato del Benevento che cerca spazi. Lolo Suazo. Attende l'arrivo di Colletta che calcia. Trova il tocco di De Luca, corner per il Benevento. Ci ha provato Tommaso Colletta. Lolo Suazo. Titon. Josema. Colletta in qualche modo. Palla che resta lì. Preda di De Crescenzo. Poi Murato Colletta. Josema. Lolo Suazo. Josema. Titon. 1-2 con Lolo. Quindi Josema. Apre il destro, la tiene Bello Buono che calcia col destro, palla che gira. Non troppo. E termina fuori. De Crescenzo. Lolo Suazo. Titon. Josema. Titon. Colletta. Lolo Suazo. Josema. Lolo. Colletta ci prova. Bolo intercetta e calcia. La palla gira e va in porta per il 6-0 di Bolo, che trova quindi la sua doppietta personale.
e sale a 9 reti in stagione. Lucas Bolo. Rivediamo, destro di Colletta, Bolo capisce, intercetta, calcia e questa volta non sbaglia. 6-0 Napoli. De Crescenzo avanza, calcia murato da Vavà, palla ancora in campo per Josema. Lolo Suazo, De Crescenzo in uscita, Bellobuono lo ferma. Titon, Josema, Colletta, Josema, Lolo, Titon, Josema, palla per De Crescenzo che colpisce l'esterno della rete davanti a Bellobuono che poi fa correre De Luca. Guillermao, Borruto, Guillermao, Perugino, lancio in avanti di Vavà. Guillermao mette giù col petto e torna da Perugino e quindi Vavà. La tira in campo Guillermao con un guizzo. Borruto di prima cerca e trova Vavà che si era inserito alle spalle di Titon, sbaglia però il controllo l'ex giocatore di Feldiebole e Pesaro. E rientra il power play per Scarpiti, sempre con Colletta, con la maglia del portiere di movimento. Titon, Josema, Lolo. Sbaglia qui Lolo Suazo, ci prova Borruto che calcia addosso a Josema, poi Perugino. Lolo però capisce le intenzioni del capitano del Napoli, arretra e conquista la sfera. Riparte il Benevento col 5-4. Josema, Lolo, Josema, Titon, Colletta, Josema, calcia Josema, doppia deviazione, calcia Perugino addosso a Colletta. Le proteste della panchina del Benevento per un presunto tocco col braccio di qualche giocatore, credo di Borruto. Attaccato al corpo il braccio di Borruto. Van der Salas, Guillermao, Borruto non riesce a ripartire Van der Salas, quindi Titon, Josema, Lolo Suazo, Titon vuole scivolare via ma si trascina la palla oltre la linea blu e quindi sarà rimessa per il Napoli. Poi De Crescenzo qui si divora il 6-1 praticamente a porta vuota sull'errore in impostazione del Napoli. Rivediamo, recupera palla Lolo Suazo e De Crescenzo con il destro sbaglia, forse nel primo errore del Napoli di questa partita. Ora è Guerra che indossa la maglia del portiere di movimento. Titon, scucchiaia per De Crescenzo che calcia a volo, viene fermato da Perugino, rimessa dal fondo per Bellobuono. Qui fallo di De Crescenzo in ritardo
su Borruto. Cartellino giallo per Davide De Crescenzo, che era diffidato, l'unico diffidato nelle fila del Benevento, e quindi salterà il prossimo impegno della squadra di Scarpitti sul campo della Came Treviso. Intervento in ritardo qui di De Crescenzo, che ha rischiato tantissimo in questa circostanza. E quindi Benevento, che oltre a Fabigno dovrà rinunciare anche a De Crescenzo nella trasferta della Palacicogna di Treviso. Perugino mette fuori Lolo Suazo. Borruto, bello buono, sollecitato, lancio lungo che diventa quasi un tiro. Palla fuori. Lolo Suazo, Colletta, intercetta Vavà, rientra il portiere di movimento per Scarpitti. Colletta, forse con la mano De Luca, sì. Primo fallo anche per il Napoli, dopo quello di De Crescenzo di poco fa. Lolo Suazo, Josema, Guerra, Josema, Pastore, appena entrato in campo, il numero 21. Palla che esce, rimessa a Napoli. Il primo tocco è stato del giocatore classe 2005, prodotto della cantera giallorossa, lanciato nella mischia da Scarpitti. Bolo, Guillermao, Bolo, Borruto, Vava, Borruto, Bolo, Borruto, Bolo, cerca Guillermao, però non riesce ad agganciare la sfera. Rientra Guerra, 5 contro 4, 11 e 42 al termine del match. Titon, Josema, Titon, buona qui la pressione del Napoli con l'ex Cosenza che di fatto mette fuori, poi ci prova De Luca, rientra in tempo Ielmi che la blocca. Ancora 5 contro 4, Titon, Josema, Lolo Suazo, ancora Josema, scambiano i due spagnoli. Titon, Guerra, Josema, pressione di De Luca, Lolo Suazo, a spazio Pastore che riesce a calciare, salva Borruto sulla linea e nega la gioia del primo gol in Serie A. Pastore, poi ci prova l'argentino direttamente dalla sua porta, palla fuori. Che occasione per Luciano Pastore. Titon,
Josema, Lolo Suazo, Colletta, Josema, Lolo Suazo, Josema, Titon, ancora il numero 3, largo da Lolo, ci prova Colletta, bello buono, attento sul primo palo. Non sarà calcio d'angolo perché l'arbitro ha fischiato prima, credo, del rilancio di Perugino, perché la palla e la porta si era spostata e infatti l'ha scodellata. E Borruto sportivamente la rimette fuori, concedendo una rimessa laterale in zona d'attacco al Benevento. Titon, Colletta, ultimo quarto di gara di questo Benevento-Napoli, con i partenopei avanti sul 6-0. Colletta sbaglia l'appoggio per Titon. Ha spazio qui Vavà che scappa via, l'assist per Guillermao che sfiora la sua tripletta con il mancino, palla fuori, Napoli vicino al 7-0. Titon, Josema, attenzione alla rete di Vavà sull'errore di Josema, l'intercetto del numero 23 che buca Yelmi, con il Napoli che quindi trova il 7-0 con Vavà. Gol numero 4 con la maglia azzurra per Vavà. Rivediamo l'errore di Josema, l'intercetto di Vavà che capisce le intenzioni di Josema. E buca Yelmi, 0-7 qui al Pala Tedeschi. Titon, bello buono, respinge, poi calcia Van der Salas di prima intenzione, palla fuori. Titon, Josema scucchiaia, ma serve bello buono. Van der Salas, Borruto sbaglia, Titon fermato da Van der Salas, ritorna Lolo, calcia Lolo Suazo, palla che lambisce il palo e termina sul fondo con il Benevento che non riesce a trovare il gol della bandiera. Borruto, Guillermao, Borruto, recupera palla Titon che segna il 7-1, il gol di Titon, ottava rete con la maglia della Benevento per il numero 10. Rivediamo con il numero 10 che ruba palla a Borruto, batte bello buono. Qui manca il controllo Lolo Suazo e Yelmi torna dallo spagnolo che di prima intenzione serve Colletta, rientra Guerra.
Guerra, Titon, Guerra, Titon, Lolo Suazo, Guerra, Colletta, Guerra, ancora Lolo, Colletta, ci prova Guerra, respinge Bellobuono che la tiene, apre il destro, palla fuori. Titon, Lolo Suazo, Titon, giocata di Lolo Suazo, respinta di Bellobuono, ancora Lolo, un Borruto che la mette fuori. Titon, Lolo, Titon, Colletta, ancora il 77, il miracolo di Bellobuono su Titon, paratona di Yuri Bellobuono, rivediamo, qui sbaglia Pastore che regala palla a Van der Salas, si risistema il Napoli. Giocata qui di Borruto che salta Pastore, passaggio smorzato da Colletta e quindi Yelmi fa correre Titon. Lolo Suazo, rientra Guerra e anche Ciullo, altro prodotto della cantera della Benevento. Spazio anche per i giovani dell'Under 19. Ciullo che proprio domenica contro il Napoli Under 19 parità ha realizzato una tripletta della sconfitta del Benevento al Palla Iacazzi contro i partenopei. Colletta respinge Bellobuono, va, calcia col sinistro, la palla si impenna, gira ma termina fuori e quindi Guerra resta tra i pali e serve Lolo. Ultimi 5 minuti e 20 secondi di questa gara. Titon, Colletta, Lolo Suazo in avanti, cerca e trova Titon, poi grande intervento di Vavà che ferma la corsa del numero 10 giallorosso e concede corner al Benevento. Titon, Colletta, pressione di Perugino con Guerra, anzi Lolo Suazo, Titon, Colletta, Lolo Suazo, Ciullo perde l'attimo e Bellobuono la mette fuori. Lolo Suazo, ancora Ciullo, intercetta Vavà. Lolo Suazo, Colletta, ci prova De Luca, palla che gira sul fondo.
Lolo Suazo sul fondo. Rischia qui Titon sull'attacco di Guillermao, la parata di Yelmi, poi il gol di Nando Perugino che firma l'8-1, trova il terzo gol in campionato, il secondo al Benevento. A 3:14 dal termine il Napoli si riporta sul +7 sulla squadra di Scarpitti. Rivediamo prima la parata di Yelmi e poi il mancino di Perugino dopo la conclusione di Gabriel. Titon. Lo Suazo ci prova, bello buono attento sul primo palo. Andiamo anche un po' a scoprire i risultati di questa 20ª giornata con la Meta Catania che ha spugnato il campo del Cosenza per 5-1. Il Pomezia, come abbiamo già detto, ha battuto 2-1 il Petrarca. La Sandro Abate ha vinto 4-3 sulla Manfredonia. La Roma ha rimontato il 2-0 del Sala Consilini, ha vinto per 3-2 a San Rufo. Intanto ci prova Titon, palo, Guerra, Colletta, fuori. L'Active in vantaggio 4-3 sul campo dell'Ital Service Pesaro. Feldi avanti 3-1 sulla Came Treviso e nello Sky Match l'L84 in vantaggio 2-0 al Pala Cesaroni. Rimonta quindi della Roma di Reali che perdeva 2-0 a San Rufo e ha vinto per 3-2. Continua l'ottimo momento della Sandra Abate che batte anche il Manfredonia per 4-3, anche quello del Pomezia. 2-1 al Petrarca. Pomezia che sarà il prossimo avversario del Napoli venerdì. Guillermao, Gabriel sterzata sul destro, Gabriel murato da Pastore. Rientra Guerra, 1:45 al termine. Pastore la mette al centro, poi calcia Bava che trova l'8-1, doppietta anche per Bava. 9-1 del Napoli. Arrotonda il punteggio la squadra di Colini. Rivediamo il destro a giro di Bava che approfitta della porta sguarnita e firma il +8. Napoli quindi che torna in vetta alla classifica, respinge l'assalto della Meta e della Feldi che è momentaneamente in vantaggio. Tanto Colletta col sinistro fuori. Napoli che quindi sale a 43 punti e resta in vetta alla classifica. Ed allunga soprattutto la striscia positiva dei risultati a 18. In 20 partite di fatto la squadra di Colina ha perso solo con la Feldi Eboli alla seconda giornata nello Sky Match del Palasele. Ancora Gabriel, la tiene Yelmi.
Palla per Titon che calcia col sinistro fuori. Non è riuscita a sorprendere sul primo palo bello buono. Gabriel fa correre Van der Salas, palla per Guillermao, calcia addosso a Ciullo. Baba. La tiene Van der Salas. Mancano 10 secondi, finisce qui al Palatedeschi. Il Napoli espugna Benevento e vince per 9-1 e resta in vetta alla classifica con 43 punti, allunga a 18 risultati utili consecutivi la striscia. Settimo KO di fila per la squadra di Scarpitti. È tutto dal Palatedeschi. Ci risentiamo il 14 marzo quando per la 22esima giornata il GG Teamwear Benevento 5 riceverà i campioni d'Italia della Meta Catania. È tutto, alla prossima.